Ciao a tutti e bentrovati! Oggi prepareremo insieme delle buonissime pappardelle al ragù. In questa ricetta vi mostrerò come ottenere un buonissimo ragù. Le regole fondamentali sono utilizzare materie prime di ottima qualità e utilizzare dei lunghi tempi di cottura. Ma adesso lasciate il grembiuli che iniziamo subito a prepararlo. In una casseruola abbastanza capiente inseriamo dell'olio extravergine di oliva. Poi inseriamo una cipolla, 3 carote e una costa di sedano, tutti tagliati finemente. Facciamo soffriggere qualche minuto, dopodiché aggiungiamo la carne macinata, che deve essere mista. Io sto utilizzando 500 g di manzo e 500 g di carne di maiale. A questo punto facciamo rosolare per bene la carne. Una volta rosolata aggiungiamo un bicchiere di vino bianco. Alziamo la fiamma e facciamo sfumare il vino. Ora possiamo inserire la noce moscata, il sale e il pepe, insieme alle foglie d'alloro. Dopo che la carne sarà ben rosolata, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, 200 g, insieme a 300 g di piselli. E infine aggiungiamo l'acqua fino a coprire completamente gli ingredienti. A questo punto non ci resta che lasciare cuocere il tutto a fiamma bassa. Quando il ragù si sarà addensato, in questa maniera, significa che è pronto. Allora lo possiamo togliere dal fuoco. L'acqua bolle e buttiamo giù la pasta. E le pappardelle al ragù adesso sono pronte per essere gustate. Pronto e servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.